fermati nel 2020 per colpa della pandemia, ma i ragazzi hanno deciso di rimettersi in mostra più carichi di prima. Questa sera vi presentiamo una commedia in 3 atti di Nino Magneni, attore e regista catanese cresciuto presso la scuola di recitazione del Teatro Stabile di Catania. La commedia si intitola Brissime Amoghieri. Al centro di questa commedia troviamo 2 compari molto legati che sono sposati con 2 mogli altrettanto legate e per l'amore della famiglia sono disposti a fare tutto, ma proprio tutto. La commedia si ambienta in un paese, indovinate qual è? E indovinate quale cortile? Francoletto. Non vi svelo altro, vi chiedo gentilmente silenzio di spegnere i telefoni e buon divertimento a tutti. Manco già di un luglio, Cacimino primore da chiamare in villeggiatura e amiamo vendere i cavalli. Amiamo lì la leggenda. Oh, stasera ci sono visto di fare affari, mangiare un po' di A poi hanno tutti cavolo la miseria venuto da città. E poi scusa di mica, io soffrisco, quasi insistita si dicono magari portieri. L'ho visto di Don Pasqualino paga e io lavo montagne di carta in segretanza. E perché donna Lucetta, a mia padrona, tanto tempo che si usa mattina, uno caffè pronto, a terrazza spazzati, ci ora beverati e la giustizia governata. Come sai la sera mi avesse a toccare di Maria. Ma che chi? Dal finevoli della mia principale, donna Mariannina. Una mette settimanini da editare buletti per poter sbarazzare a casa. Allora, mi scolasse a mezzogiorno per da vedere la pignata sopra. Meno male che ci vuole stupido di Don Pasqualino. Ma scusa, che già non è salita. Capito, so piglio finete e bisogna che ci purtroppo. Ma però in coscienza non la squalina non è un po', no? Che ti vuoi fare magari troppo, buono. Ma mai quello quanta mia? Ma scusate, ma che c'entrito da te? Ma come dicendo, scusa? Allora, per mia l'unica consolazione è che facevo un caldo leggero da vicino a te. Ma ancora ci dura sta camera. Dai, detto, tanto volte cagando male su interi. Io voglio restare schietta. E poi non è una cosa, ma non è un caso. Scusa, ma che male c'è? Che è la prima volta che mi ci intendo una causa caccicato, scusa. Una strada, come non è? Ci non lo sì, e ci non l'arresti. A sta giornata ci manca venuto solo, Raffaele. Sì, ma quando è pizzicato, ma poi sogno un battitore di calcio, un orario. La sarà che è cosa più battisola, e sapete che è il mio. Non lo so. Come si ripazzi, cari amici? Io andavo lì, ne ho visto una cosa più bella di questa. Ma fatti la colpa, la mia zia. Ah, mia, e perché il illecito? Certe cose nelle lettere, come ci scrivo a Don Pasquale? Tu o da marito? Ma dopo che Dio ti stava dando, come fai? Certe cose non si avessero a fare e certe bugie non si avessero a dire. Sento Maria, sai, siamo in cattivo su Maria Nina. Come tu stai? Leonardo, sta sentiva con me da tanto tempo. Chi sto problema? Chi sto problema? Ora si vuole che lo scopra le cose. Tu scopra l'imbroglio. Senti, a me Leonardo, ha un cavilleggiatore e casi franchi. E prima lei me. Sono orgoglioso. A mia solo pensiero, non mi sono in carne. E vedi, vedete con Danelli, che riesce a cucagna. E buonanotte. E che volevo fare? Oh, buongiorno signora Lucetta, buongiorno. Oh, sapete prima. Tutto bene? E Don Pasqualino e Margherita che fa? Ma cognato in campagna, che c'è da fare? E mentre la novella sposina ancora dormi. E la strada da dormire, stucando di la gente, la frescura della mattinata. A che te pare ci viene a parte manca su seduto lì? Andi? Certo, specialmente la giovane sposina ancora ita. Ma mi conta in campagna, uno che sa fare? Giusto, in campagna, in città,
starci il lavoro, gli affari, i motori cangiorano, i telefonini non ne parliamo. In campagna è tutta un'altra cosa, avete visto? La frescura, gli alberi, la pace. E quindi, ma comunque, Don Leonardo? Ma magari marito ne scio, ma penso che ora a breve sta a tornare. Ma lei aveva bisogno di cosa, notare? Ah sì, ora mi faccio una briscola con l'amici, ma vabbè, se non c'è nulla me ne vado. Ma già si mi sta ma che fa? Non si piglia il solito bicchiere di acqua e anice. E vabbè, grazie, lei non ci posso aiutare. E allora ci va a preparare subito. Oh, caccia Mariannina! La signora Mariannina, la dolce e fresca sposina, alla quale auguriamo tutto il bene che il suo cuore desidera. Grazie caro, grazie. Accetto questi suoi auguri come Di un fratello maggiore. diciamo di un fratello maggiore. Lei lo sa benissimo. Io ero una poveretta, figlia di un galantuomo cascato in bassa fortuna. Torno a voi, mi facevo io. Restai sopra i spalti dei miei fratelli Filippini, che da semplice commesso di negozio non mi poteva crescere come aveva abituato papà. Ma non è necessario che non mandato mai! E se è vero, Filippini, però io ho dovuto abbandonare gli studi e spesso mi fermavo al primo piatto. Perciò quando si è presentato un Pasqualino, proprietario terriero, io mi maritai per togliermi dalla miseria. Ma che altro potevo sperare? Lì, con marito lo stato del bambino. Ma non ci fa niente, perché io l'ho appreso e lo stimo, fino a portare e fino a aprire la porta. Fuggendo, comandante! Sì, ha dato un parole! E la Mariannina, perché lei è tanto buona e carina. Don Pasqualino, braccio. E scusa, so invece, e ora non sa legare. Ma non è Ma che siete gelosi di nostro marito? Senza masurumo! certo, no. Ma qualche fortuna potesse fare qualche brutto pensiero. Giusto, giusto. Non si resta sola e soprattutto in tanto tempo una moglie giovane e bella come a lei, dopo dove siete il matrimonio. Non malignate, penso che dove sta pattiggia cruscetto. Pasquale mio, ma non è questa Pasquale? Caso prosciutto, era sta arrivando. Ma vuol dire che tutti sotto i cavallo Ruscecco cammina. Non prendi per la Ma dici che non vorresti rispettato troppo presto? e entriamo. Merda! Gioielli a caso! Tu stai arrabbiando! Merda! Aspetta perché stai arrabbiando! Scusate signora! Ah, mi giuri che hai mancato! Ma questi giuri fanno mazzo 3 secoli! Vedi, no! Ma che fa? Ma pensato! Ma certo che ti hai pensato, ogni minuto ti hai pensato, e tu mi hai pensato. Magari io devo pensare! A ogni passo no! Notare! Ogni passo da valutare. Ma no, ogni passo non uscire! Ruscecco. Nada, questa cosa è vero. Ma non parlava che non uscire! Vabbè, non Peppino, Ma vabbè. scusate, se minuti a non Io parlava dove è secco! Però che io dicissi. Ma appunto questi soldi cave, perché ne si catta la macchina che vuole camminare a Ruscecco. No, io ho stato sempre contrario all'evoluzione, sempre, però per lavoro della mia Mariannina hai fatto l'esame di guida e sono fuori. Io mi hanno cavato, tutte c'è fuori, ma non è che hai fatto un picchi, però va bene, capita. Forse l'ho capito io. Ah, ho usato lei, io così, canuscia, Cavoli Gindini. per quale motivo secondo lei? Caro Don Pasqualino, adesso le orecchie assai. Sì, come lo fai? Ma che ti dici qua discussione? Ma fare della tua non da sempre a briscola. Meglio, ma ne vedo meglio. Sì, vai. Io torno in tornatore. Allora non mangiare, lo sapevo, tu ora non mangiare, si è capo puntuale come non lo faccio svizzero, sicuro. Caro cognato, tu ne approfitti delle mie necessità. Mi spotti, ma io ti voglio bene lo stesso. Ha fatto ammazzare un vecchionato, disgraziato. Don Pasqualino, la saluto. La saluto, signor Notaro. Signora Mariannina. Oh, Notaro! Ma che fai? Non te la guarda sposa mia. Alla signora Mariannina porghi i miei omaggi. I suoi omaggi a maggio. Ora si fa luglio, non sta nascendo, no? Dai, siete molto gentili. Ma che sareste geloso di vostro
tomato. Usa un caffè lungo e lento, assai lento. Tu facessi un caffè. Ma tu non dovrai tornare a casa per bere un caffè lento, non ti preoccupare. Grazie a cucina, come fai tu sto caffè non sape fare tutto. Grazie. Lento e lungo. Grazie. Come fai tu che a me non sape fare tutto? È vero? Ma perché ci ho fatto sta ricetta? Ma non poteva fare io un caffè? Ma che dire? Questi gelosa, io giuristi, questo famoso desiderio. Ah, lo capisci ora? Ti perdono, io non so tutto. No, sai, non mi perdoni. Ma Marianina, cazzo, capito? Ma forse ti perdono, forse. Quindi capisci? Va, avanti. Dopo sta sudata che è stata in campagna, sto mezzo traffico capacisti per farete perdonare, senti, io ti facciamo una cosa, no? Ne scendiamo un giardino, nel giardino privato da India e mi facevo un bel aperitivo, che ne dici? Ma no! Io passassi direttamente, come dire, o pranzo, o primo, ma hai fame? Ho capito? Che se prima era un pranzo? Che sta fame? Hai fame, voglio mangiare, che c'hai un desiderio di mangiare. Secondo me ti rovino un pranzo così, però potevo fare cadi picchi, che sai, ci facevo uno spuntino, ti picchi qualche così mangiare e da mangi da fuori. Caffora, ci sono sempre questi anni capaci. Io quando mangio voglio stare solo. Ah, lo capisci ora? Non puoi che sei tagliato l'uno. La fame che dà. A volte chi non capisce che non nasce la lì. Ti faccio venire a Gianni. Che è la fortuna che ci vuoi? Ma che succede? Che succede, Pasqualino? Che succede? Che succede? La disgrazia. Una disgrazia! Niente, peggio! Aspetta. Magari non mi sta qua. Senti tu. Una disgrazia! No. Senti. Come fare? Ma che fu? Che succede? Come vuoi sapere? Io ho avuto famiglia, sono un po'. E che in fondo è mio zio Francesco quello che portava andare a parlare. E sapete magari, Caito ci teneva tanto che io mi meritava a Mariannina, figlia di un zio strettissimo amico. Lo sapevo, ma Mariannina, ma Pasqualino, non dava le tasche tu. giusto per dire. Io. S'avvicchiava con Lucetta e faceva l'amore con Chiedi. E giustamente non ascoltando le parole di me zio Chiffici, ma marità. Poi, guarda l'intelligenza. Per non perdere i benefici che mio zio dal lontano Brasile mi faceva, ci scrisse una lettera dove gli dicevo che non Lucetta, ma Mariannina era le mucchieri. E per farla pulita ci mandava una bella fotografia. E poi ti lasciamo 500 medaglie rovisi, a casa Franca a Catania e Sacca si villeggiatore. Non solo, contento di questo tuo atto di rispetto per tuo zio, e tu fermavo un testamento in tuo favore, lo sapevo! Ma come sapete tutte cose? Tutto, sappiamo tutto! Ma che? Lucetta! Sta facendo caffè. No, sapete a conoscenza di tutte cose? Tu sei un bel informato. Informatissimo siamo! No, non sapete la parte più tragica di questo dramma. C'è, guarda! Io ho seguitato alle parole di mio zio e tutto camminava sullo stesso binario. Sicuro che tanto non ce l'aveva a portare mai chi dal lontano Brasile cani sta terra, ma anche per le sue condizioni di salute. Meschini era più tabano che tabano, tutto filato, liscio come loro fino a stamattina. Ma perché?
Che è successo? Perché stamattina persi la pace e la tranquillità. Stamattina, alla solita posta, al solito posto, non ho trovato il mio solito shake. Tu rubato? Ma chi? Usci. Oh, ma non ci scherzi! Invece del mio solito shake. Ma tu hai giù! Oh, ecco la scherzi! E tu hai il shake nemmeno! Vabbè, vai, hai scherzato. Vai, Cosa ho trovato, signori miei? Che ci vuoi? Ho trovato questa lettera. Sì, signora, sta lettera che non lei! Ma non cade da ciò che Sentite che c'è scritto. Rio de Janeiro, 7 luglio, eccetera, eccetera, caro e amatissimo nipote. Un desiderio che cove in fondo al cuore da molto tempo, la fortuna mi consente di realizzare. Ma chi? Mahmoud, ascolta! Da circa un mese non accuso più le disfunzioni cardiocircolatorie. Buono! Pittia! Che mi tormentava. Col permesso del medico ho deciso di venire in Sicilia, nella tua casa di campagna, per abbracciare te e la tua novella sposina. Arriverò ad Adrano giorno 12, prossimo 21. Oggi mi tratterrò pochi giorni tuo zio Francesca, Gesù, Giuseppe e Maria. Questa è una tragedia, indubbi di serena e una riduca all'elemosina. No, c'è più studiare. Ma che pensare di studiare a fare? E cosa? Chi da appena arrivato in questa casa, gli trova l'ugetta a corso di Vaglianina, ha buttata fatta e... Ma come fa Pasqualino? Ma come fa? Lo sentite? Pasqualino, lo sentite? Sì, stai pensando. Aspetta. Ho trovato! Che tu? La soluzione, aspetta! Cavo cugino, sai che ci vuole? Che ci vuole? Un filo trasparente stenuto in terra nell'anno. Ti spiego. Noi ci mettiamo un filo, io mi metto da un lato e ho un filo. Tu ti metti dall'altro lato e ho un filo che fa. Oggi, appena arriva, non lo vedi, subito, da la testa, si ruba l'osta sul porto di un ospedale, che non riusciva a fare l'ospedale a lasciare in Cancavilla, ma sapete dove sta la gamba? Ma che è? Un momento di scherzare, chi tu è? Ma scusate, mi sono lasciato andare. Ora scherzavo. Io, mi dispiace la cosa, non è che non ti dispiace, ma io, non è che ti posso aiutare. Se io potessi aiutarti, chiamarti, sai, ti aiutassi pure tu buono, ma non è che trovo soluzioni, Ma Pasqualino, dici te davvero? Ma certo, cugino, scherzavo, ma qua stiamo parlando. Tu pensai c'è qualche... Secondo me non c'è soluzione a questo Ma problema. io Pasqualino, cosa sta facendo? Avevo pensato una cosa, ma aveva le tegne a diritino. Ma va, un cugino, con mia ritegno, ma non te ne devi preoccupare, ma mi offende, quasi mi offende. Non ti devi fare problemi. Guarda, un cugino, che avevo pensato, c'è modo per te aiutare. Ma io ho visto la tua bella attenzione. Dici una belle parole. Tu, cavatemi. Amico, cugino, chi è il tumba? Mi va bene? Ma la gente cosa voglio bene un cugino? Parla, come ti posso aiutare? Dimmi, spiega, esprimi, parla. E allora, se non vuoi vedere distrutta la mia vita, No, se non vuoi vedere la mia totale rovina, no, se non vuoi vedere a mezza innassata, no, ma che cazzata no! resta ma come chi? Dai, cavolo, buono! Condividere per favore, perché a parte non ci sento bene. Perché io possa continuare a fare il Signore e non essere diseredato da mio zio Pasqualino, io ti supplico,
Presto fatto buchiere! Ho capito. Viene qua, tuo zio, americano. Trova a Lucietta anziché a Marianina. Si sente mica un popolo. Te leva la verità, t'ammazzo lo scemo, te leva tutte cose, ma senti una cosa un cugino. Ma perché non mi ha messo addosso? Ma chi si deve fare? Necessità della situazione. Pasqualino, tu dico chiaro, io devo e voglio passare un marito della mucchiere. No, tu devi e vuoi passare di mia mano, sicuro. Questo Pasqualino, ma che non sei mai? Ma in fondo che dici? Questo è un prestito momentaneo. ma tagliate sto un capello, un breve, una bicicletta. Sì, lo so, c'hai ragione. Ma che sembra una cosa di poco mondo. Del poco mondo. Questo è il mondo che non deve mai chiudere, poco mondo. Date Pasqualino, dai dai. Tu, chi dubbi hai? Tutti i dubbi possibili e inimmaginabili. Non volete capire? A tutti. E chiudete ma la tranquillità personale non si può prestare al mondo, capisci? Dunque, quando bella facci, neghila la mia amicizia. A sto punto nego, ieri nego, ma che non mi mangia, non mi figlio. E vabbè. E allora ripeto, so, rientro, e disperato. Disperato. Bella parola, ma cuci Leonardo. Che stai cercando occhi a nome Leonardo, un scemo, tuo zio, un scemo, siamo chiedi, boh. Drogati. Leggi. Leggi. Lei, No. Lei qui, sta leggendo, legge, te Arriva. Arriva un pochino, capito? Senti, guarda, tu metti dopo, mangia, cambia via, che non devi giocare, che non sono a che fare che a te non guardi, guarda. Successo che l'ho detto di mio marito, zio Francesco. Un giorno sarà qui. Questo è un problema. Arriverà con la convinzione di trovare manmucchiato con tua sorella Marianina. Hai capito adesso? Ah, hai capito? Ascolta, cognato, bene, che tu senti che bestia, però io usaggio, no, però io usaggio che tu ci tieni all'onorabilità del tuo sono. Ora, senta, chiega pretendi Leonardo per tutto il tempo che sono zio americano per a causa, quindi voi a diventare vuole diventare un marito delle mucchiere, del solo, Ricillo, ma che è? Ricillo! Ma chi sei nato? Sei e sarai sempre mangiapane, alzamento! Ma come ti permetti? Come mi permetti? Ditemi una cosa, di questa camisa, e queste calze, queste bratelle, di cosa? Ma sono tutti quei generi di prestiti. Io non ho prestato nudo, né camisi, né cravatte, né pantaloni, e non voglio indagare oltre. E se non la faccio finire come a Bradamante, una volta la tre, che ne parla avanti. Una cosa fattibile. Una cosa fattibile. Se guarda, mangi tutto con la banana, tangarina e devi trovare me, se non ti faccio un popolo da testa. Ma ci trovate la verità! Facciamo musica,
dispiace, la mia risposta è categorica! E basta! E basta! Basta! Che non mi dico? Ho capito! Andiamo, Lucetta, mia adorata moglie. Ascolì, Eh! e si ne Se ne sarà un universitario! Dove? Oh, no! Andiamo verso il nostro destino. Il nostro destino! Sì, Sì! verso un letto di terra e un letto di cielo. Lucetta, non ti disperare, ma un pezzo di pane in una casa, in qualunque casa, lo porterò. In fondo, noi siamo belle grandi vaccinati, ma i nostri figli, i nostri poveri figli, i nostri poveri figli, no. Piccoli martiri dalle incomprensioni umane che dovranno soffrire, che dovranno patire la fame, il freddo, le privazioni, e tutto perché? Per l'ingratitudine di un compagno che con un piccolo, miserabile, minimo gesto avrebbe potuto salvare tutto. Vieni, il nostro destino ci attende. Ascolì, ma che mi Aspetta, no, Pipì, aspetta! Io dico, non si capire uomo, che siete anni, tu stai a pensare, guarda, non so che ho trovato, un padre non mi manda, ma che non faccio le mani, i poveri piccini, non patire a fame, un figlio, stai a pensare, sana, Le privazioni. Tutto, ne toccatemi tutto, ma non è vicino. Ma tu figli, non commossa! Ascolti, no dai, Cendi, non essere un macigno! Immagini tu rubissi da testa, per davanti! Ah, la cosa è nervi e la cosa è nervi! Guarda, tu va dirti perché se non mi fai il nuovo sanno e ti bevo un nuovo, Cugino, gli è compare Pasqualino. Sì. Se fai il salto di buona volontà, usa che ti mette in destra. Diranno prestata, o vedete! Chi non va a prestare la rupiera? No, disse in fondo, è una finzione! Bravo, una commedia! Fatta, domanda, ma mi scordo che siete cucinata, ti faccio ingegnere a non malfarina! Tu stai dicendo? Pasqualino! Oh Pasqualino! Ma tu hai recitato mai? Sì, dici, sì. Ogni tanto, quando era caruso, potete la parrocchia sta pure recitava. Sì, io recitava, diceva sempre, poi c'era il grandino a fianzavone che mi diceva sempre, no, non si cosa di recitare, io mi mandava, ma a mia mi fosse piaciuto tanto recitare. Ma tu lasciamo stare passato, lasciamo stare a tutti i mariti che ti dicevano no, non è cosa. Tu cretino ne ha fianzato? Adesso hai l'occasione, anzi hai una grande occasione. Questa è la commedia dove ognuno di noi recita la propria parte.
aspetta, non lo stai capendo un po'. In che senso? Tu, seguimi bene. Me moghieri fa governanti. E io che faccio? Tu fai il protagonista, la parte principale, colui il quale conduce il gioco delle scene e regge i fili dei personaggi. Che cosa fanno a loro volta? A loro volta gli fanno da spalla e da sostegno. E cioè, che parte fai? Tu fai il compare. Compare? Certo, il compare di San Giovanni, sacro ed inviolabile, l'amico di casa, colui il quale gode della massima fiducia della famiglia. A così può stare sempre vicino a tua Mariannina. Mi piace stare! Tu puoi stare vicino alla mia Mariannina? Mi piace! Va bene! Al consenso recitato! Facciamo con me! E allora, Potevo fare? Mariannina, fammi mucchieri! Da commento! Certo, una Lucetta fa governanti e a Filippo ci facevo fare. Guarda, faccio fare il succo vuoi, basta stare un anno mia. Se non vuoi che non da muro, tu stai dicendo prima? Ma onestamente avevo pensato alla parte di un conoscente, di un amico. Ma ci facevo fare un zio, un Vai, zio. un E allora? Facciamo i pronti. Sì, Mariannina, buttati pendenza. Sì, capi che mandare. Certo, certo. Con Lucetta. Sei un zio, ma ti dai in Con Lucetta. Lucetta davanti alla porta e annuncia l'arrivo dello zio. Io non mi metto. Ma tu sei il protagonista. Già che sei il protagonista. Che ti torna fuori. No, mi metto. Pronti? Un attimo. Ci siamo? Sta fare giusta, giusto. Siamo pronti? Pronti? Prove generali 1. È arrivato vostro zio. Fatelo passare. Oh, caro nipote. Come sta? E Mariannina, tua moglie? Come sta? Dove si trova? La signora si sta preparando. Parando. Marito mio diletto! Ah, un eccolo lui! Ma poi stai, non recitiamo più! Allora non posso chiamare un Prediletto. Ha detto amato. Prediletto. E non volevo fare presenza, pregare, non Pasqualino. Amato, prediletto. Sicuri? Ma c'è. Non mi viene il baffista, io sono ignorante! Pasqualino. Sicuri? Andiamo a provare un'altra volta. Mi calmaste? Ma scusate. Tutti aprono i posti. Tu ora. Siamo pronti? Pronti? Prove generali 2. È arrivato vostro zio. Fatelo passare. Oh, caro nipote, come sta? E Mariannina, tua moglie, dove si trova? Come sta? La signora si sta preparando. Oh, eccola. Ma saltai, amore. Mio dolce e caro sposo! Mia dolce e bella sposa. Ma che sei pazzo, sì? Basta! Se cerchiamo cartelli delle commedie non si recita più! Ma come chi? Non si recita più per indisposizione del compare protagonista, non si recita più! Ma tu stai scherzando, Ma vero? vuole scherzare? Ma scusa, tu t'alliti e spatti e nervi! Cosa? Tu t'alliti, stai in pace, no? Ho visto io ora che a casa, tanto, interrogavo tu, tu visti! Un momento, io hai passata a Mariannina. Ma vedi, ma non lo stai negando! A certo che non nego. Io ho visti, Dici? No! Pasqualino.
Questi sono trucchi da teatro, su cose che parlano, ma non sono. Io, tale abbono, io formo un semicerchio attorno alla vita di Mariannina e stiamo appena le vesti. E va bene, questa me la cavo. Però, uvasuni, ciurasti, perché me la da, se stavi, capite? Bracciate, uvasuni, ciuristi. L'hai visto io? Ma Pasqualino, ma sì, ma come? Ma come? Ci va a sta mano? Io ho baciato il pollice. Appunto, ci va a Il mio pollice, bestia! Così! Ma! Sentimi, che mettiamo caso che tu ci saranno vasuni nel tuo pollice, il tuo pollice scirica, che ci chiamano il pollice! Tutte male possibile non immaginavo! E va bene, recetiamo, però a una condizione, non appena vino, streccamente vai, così cicchiti, quando succede la bomba, tu stai dicendo, faccio saltare tutte cose nell'aria e te me ne va con me. Pasqualino, io sono un gentiluomo. Vedrai che sarà solo una resta. Vabbè. Ti calmaste? Ma calmai. Ora avvisiamo tutto per l'auto prima che suscito patatracche. Un giornalista, televisione, ci vuoi comunicare da Remo stasera che è la finale, ci vuoi tutte cose le famiglie. Ma che? Non per avvisare tutti, perché io non va a fare pubblicità con me. Satira the best. Carissimi compagni, un bisogno assoluto obbliga tutti noi ad una recita. Oh, statemo tesco! Muta. Dunque, oggi arriverà mio zio Francesco dal lontano Brasile. La Benaricchia, durante la permanenza di mio zio Francesco in questa casa, il carissimo Don Pasqualino non sarà più il marito della signora Mariannina, ma lo sarò io. Lei? Mamma mia! Scusate, fatemi capire, Don Pasqualino mi mette una cosa richiesta, ma non mi facete ridere. Stai a fare che ho un cazzettino di tutta la Sicilia, non mi hanno fatto tutto. Avveniamo a ridere tutti e due, ascoltate! Scusa. Ma scusassi, ma a me pare una cosa ridicola però! Allora, fatemi capire, quindi sì, la signora Mariannina non è più a moglie di Don Pasqualino, ma è sua moglie. Vabbè, perché non sono padroni, non sono padroni, e tu che ci vedi, che ci vieni a fare? Vedi che non c'è niente da ridere, perché questa è la funzione, è la funzione, certo, perché c'è un semicerchio e c'è un pollice, invece è una finzione, sì, a messa cantata, no, finzioni, tu turisti, c'è un pollice e un pollice, non li conosco, ma lo pollice. Allora cos'è serio? Sai che è seria, cosa è seria? Oh, e basta! Tutti questi domani su spiegazioni! Oh, capo, sei serio! E mi raccomando, non commettete nemmeno un errore! Anzi, preoccuparsi, sarà fatto tutto come comanda. E ricordiamoli magari che quando il suo Francesco sarà qua, Lucetta farà la governante assieme a Guauci. Va bene, abbiamo capito, eseguiremo tutto alla perfezione. Mica si vuole piccinini. No, piccirini non siete piccirini, ma uno può sempre sbagliare. E voleva dire magari un'altra cosa. Siccome mi conosco, perché io mi conosco, sul sabattino, durante la permanenza del suo zio, anche io mi ho visto scappare per puro caso qualche cosa da Ucca, dicendo che la Mariannina, le moglie, guarda, cercate di commentare la cosa. Che sai, dici che cara sei tuo pazzo, oppure dici
dici che era maritato con una femmina che si chiamava Mariannina e siccome si chiama Mariannina magari ogni tanto ci la parlo e non chiedevi la voce per trovare Non si preoccupate. va bene, tu me la cura ma porti il pollo e poi senti la macchina, Ma quello pensi io è una città dalle altre per fuoco. Signori, scusate, è arrivata la segretaria dimostrativa. Fatela passare. Buonasera signori, mi inchino a voi umilmente. no, non ci sto inghino, lasciamo giocare. Io non capisco. Piacere, io sogno i compare. Diti grazia. No, Mariannina, quella. Comunque, tanto piacere. Chi di voi è Don Leonardo? Don Leonardo è mio marito, lo sbagliamo? Sono io. E lei? Permette? Sono Cirina Grasso Scrivanelli, scrivano addetto alla scrivania del signor Francesco Scrivetti, nonché la sua segretaria particolare. E voi? Io sono Leonardo Staffetta, nipote di Don Francesco e spero amico della scrivania dello zio. Signori, scusate il disturbo, ci sarebbe l'auto da spostare? Arrivo. Ambrosio Ocumani. Sta raccogliendo dei fiori per la sposina. Lui ci tiene a queste manifestazioni di affetto. Si vede che erano ai nostri tempi. Lo zio è sempre lo zio. Mariannina, mia adorata moglie, andiamo incontro allo zio nel giardino. Certo, andiamo, marito mio diletto. C'è torna a chi ti buttava per cucchiere? Scusate, dove andate voi? Che ha preso la mia Mariannina? Appresso alla vostra Mariannina? Con quale diritto? Capo di risto, il marito con una moglie che non mi sta. Non ti preoccupate, l'importante è che capisci. Oh, ma voi capite quel caso in io? Comunque, insisto nel dire, con quale diritto? Capo di risto cacciare come appartiene, ma voi non state capendo quel caso in io, eh? Bene, voi siete? Io sogno, Compare, e con questo? io con questo sogno nudo! Dai, levami la macchina! Sono sicuro però, la soffre nell'altro, ma è contento in altro lato, perché può fare un'opera buona a Don Leonardo, vero? Altro carità te. Ma scusate, ma chi sa per mia è carità pelosa? Io non ce l'avessi fatto un favore di sta gran buttata. Don Leonardo l'abbiamo vinta Don Corvace. Ma perché scusa, che senti dire? Sento dire che quando uno è troppo poco, ma San Pasqualino, tutti ne approfittiamo. Perciò, secondo te, Don Leonardo aveva preso l'eredità fino a fare investitore da mogliere. Ma chi se la domandano presa? Non la dovete fare, ce l'ha potuto imputare. E certo, tu sei un egoista. Certo, non posso essere generosa come Don Pasqualino da scrivere Mariannina. Scusate, te la conosco. A me mi ha fatto appellare perché per fare una passata chiaro la luna. Se non ti stai molto, ti faccio la luna da lenta, un po' per stare a fiato. Ah, vedete dove si sta fermando? Guarda, abbiamo visto un po'.
sta pazzo. Ma non vede Raffaele quando è picchiato, quando è delicato, quando è ricciacciato. Vedete che però l'apparenza inganna gli occhi. Il mio ha avuto modo di parlare. E sparti, ma mi davo, fammi una passeggiata. Allora, vedete che faccio impressioni. Io credo che si vuole fare una passeggiata a chiarar di luna. Ma cavolo, un pochino lei. Non è che io più fino, ma io occhi attenti. Perché nella mia vita ne ho conosciuto che cittadini tutti che si sentono, che si mangiano mondo, tutti auti, imbustati, tutti di ferro. Come correzzelle? Sì, ma senza lancia e senza spada. Ah, tutti si armano. Certo. E per vedere se tu sono armati, che se ne sai fare? Si perquisiscono. Allora, ma non è che lei tanto cosa sapere. Ma non è come un po' perquisire lei. Ma che perquisire? Queste sono perquisizioni personali. E allora? Allora vedete Villa e vi state scritta per tutta la vita. Sì, signora, schietta voglio restare. Meglio schietta che a fare preposizioni. Ma peggio che dal frente. Parola d'onore. Ogni volta che aggiasto in sta casa, pare che aggiasto nell'antecamera Roma le cose. Io faccio più da forti. E intanto mi incatagno. E mi picchio di collera a vedere a Leonardo appiccicato alle coste di Mariannina. Quante parole dolci che ci dici. E quante carezze che ci fa. E ci posso dire cosa? No, perché allora succedesse a vedere o non succedesse. Tutti e due oramai ci pigliano zuppa. E a mia, mangiando l'erbatura, e il mio unghia ma marufito mio unghia. A due che mangio. E ancora stanno a pigliare un caffè. Concetto, con tutte delle figlie, continuando in questa maniera, ci potesse aggiornare in te mano, dopo domani ci potesse aggiornare. Come vi capisco, povera donna? Non tenere parecchio, ci fa, dai, facciamo. Ho spostato in silenzio il suo sfogo perché non ha avuto il coraggio di interromperla. Lei è una martire, una santa. Non dare, che fa un piano, la macchina. Capisco. Lei vuole fare la riservata, ma io ho capito tutto. Se testa mia, lei non ha capito niente. E allora che fratello? Tanto non fratelli. Sapete? Gli è stravata. Che poi non so cose che ci appartengono. Capisco. Sono dolori interiori che ognuno trattiene per sé. Ma io, come sempre, apprezzo la sua signorilità. Ma voleva vedere mai Mariannina con Leonardo? Ma no, notaro, non pensasse mai, perché non c'è niente di tutto che potesse pensare o immaginare lei. Ma per fossi? Io sono una persona comprovata riservatezza per indole e per mestiere. Ma voleva vedere mai Mariannina con Leonardo? No, ma per dire la cosa, lei più bene. Ma io cercavo Filippino più caricato. Ah, lei cercava Filippino è ora, capace che ho trovato casa, ma lei cerca lei più caricato, sì. poi Va bene, allora me ne vado, la saluto. Però, da ricordarsi una cosa, che la gelosia è una brutta e grave malattia, quindi se saluta non si picchiassi collera. Io però me ne vado, però si ricordarsi una parola. va bene, sinistro, basta così ma. Un attimo di attenzione, ci sono due Hyundai da spostare qua sotto. Urgentemente, per favore, altrimenti non possiamo andare avanti. Una bianca e una Hyundai blu. Grazie. Non ci rimetti, ma ci scappa. Ma che sta finendo? Perché mi stai? Lui è Irta, controllare la situazione. Un capisco. Ma guarda, sto spettorando. Mi fece la santa Irta, Sunis, a Mariannina con Leonardo, che si tagliavano a tipo, che saggio, la presenta la cicchia, ma noi sono tagliati con l'uovo che era così. La tagliavano una costura. Ma dai, ti rimetto, vuoi ragionare, sì o no? Oh, faccia più che ragionare, anche la controllare la situazione.
No, ma qua siete voi che state rovinando la mia. Perché fra il circolo gli pubblici andiamo a vedere a policiata, capisti? Pastorino, non fare musica su tutti, scopri un broglio. Si scoprono le tombe. E sono le morti, è vero? Sì, ma i morti siamo io e Leonardo, ma per favore, Pasqualino, per favore. Allora, Pasqualino, vedrete? Allora, guarda, parlate buono. Ma volete capire che la mia brucianiccia? Perché sono giù passati, inciuzzati, e sarà lì che cosa fanno tutte e due, che meno male che sono sposini solo per finta. Sai lunga? Sai mai non sono nella stessa situazione. Eh. Dove stai vuote pagato? Prima la legale! Ho sentito Oggi è la giornata più bella della mia vita. Più godo quando vi vedo da questi uniti, felici e innamorati. Tu, Leonardo, con i pensieri, mi fa tornare a terra dai tempi della mia bella primavera, quando un cuore mi dettava amori. E tu, Mariannina, mi ricordi la santa armuzza della mia Giovanna, quando felici, fra un vasone e l'altro, vi giuravamo eterno amore. Ah, zietto affezionato, non puoi, credimi, non puoi immaginare quanto è grande il mio amore per Mariannina. E io ho vissuto di me, non per me marito. Venite qua, e voi partecipate, lo giuro, con le mie mani. Hello! che si vengono davanti a tutti me, davanti a mia lui. Stai dicendo domani? Che cosa? Ma non sono di meno per mio marito! Appunto! Io venuto Mariannina qui! Caruccia, non me la Io stai ancora ho fatto partito, parla soggere e stendeme no! ma tu perché io capisco che a bugia mia di tutta sta pressa non mi resta manco un pro, vuoi capire che non mi resta manco un pro? Le parole vanno attento, ma la sostanza, la carne, a me mi resta l'osso, Tiratevi la secchia, quando si tira mezzo a palle. a te già vinto tu. Ma come va? Come abbiate a voi? Io non c'è bisogno di notto, il mio ci pensa che avete potere. Io sono di un compare, un protagonista. Scusa, ma a me non mi interessa. Per Don Francesco ci pensiamo noi, non abbiamo bisogno di nessuno. Non capito, ma io voleva dire... Che cosa? Parlate! Oh, ma io voleva dire quando sapete quei casi di Ioane, non avete capito quei casi di Ioane, Non compare, l'avete detto 1000 volte, ma... L'abbiamo capito. ah, l'avete capito? Ma non siete lamorioso. Oh, quanto sta pensando lì? Ora inizio a capire che avevi ragione circa i sospetti. Ora mi spiego certi smani e certi delle tendenze che non triggono. Cercate che mi trovavo una caldera. A Caldera. Ah già tu, non si dica, i caldi. Sì, ma c'è di più. Io ho scoperto delle cose che vi racconterò in separata sede. Saremo l'occhio per Sovanelli, perché suo compare, a me piace, viene a me cala. State tranquillo, non lo mollerò un istante. Dunque, venite qui miei cari sposini, assentatevi uno della banda e uno dell'altra banda. No, oh, dopo sbagliato. Sono sentiti che sono anche questo posto, che non sentire lo stesso discorso. Dai detto da Alessi! E perché? Perché io sono il compare! E allora, come vuoi fare con qua? Sono il compare stare qua, io non stai esagerando! Oh, guarda, ora stiamo esagerando, hai troppa confidenza, spezza la differenza. Ora mi pare che avevo visto un po' accoposo e magari piccioso. Facciamo cazzo ne andare a Ora che avete mangiato e bevuto, che autorizza a prendere un po' d'aria,
in altri libri. Ma pure! Pure! Io non ne voglio! Ma voglio tutto intronnato! Intronnato! Io voglio stare qua! Perché, vedi, usiamo cerchio, io non polici! Ma le sono più pure! Che faccio conferenza e ho ido rosso! Ma mi sta malucchiando, io capisci? Padre, intendimi incomprensibili. Non mi danno come capisci lui! Carissimo compare, lo zio non sa che voi ci onorate con la vostra bellissima presenza durante la villeggiatura in questa casa di campagna e perciò zio, Come? O compare sta qui! Bravi dopo gli sposi. ma devo dire non solo in campagna, qualche volta anche in città, Cosa avete detto? Boh, tu ne capisci? Zio, era da capire che il compare è pure il piacere. Il piacere! Via, poca, sbagliamo! Non il piacere, l'accompagnatore di fiducia. Mi porta al passeggio, al mare, in campagna e tante cose. Davvero? C'è! E quando Leonardo in casa non c'è, resta il compare a farmi compagnia. Ricordate che tuo marito non c'è, c'è pure tuo compare. C'è! insomma, il bon don, il cavalier servente, la moda lo impone zio, Ah, ho capito! A moda! Un cavalieri! Un buon don! Che bella modernità, eh? Cara scrivanella ai nostri tempi! Allora, Ma tu cosa vuoi? I bambini si buttano a scompagni e se mettono le cose con cauta Zitto voi! Nessuno mi ha citato! Nessuno mi ha chiamato in causa! E mi pare che avesse avere la buona di allontanarmi un poco perché volesse parlare a quattro occhi che me ne conti, sono mio padrone! Don Pasqualino, andiamoci a fare una pizza. Ma come minchia non voglio vedere le cose? Ma io non voglio vedere, non scolare chi? Un prendere e compare, facetevi la fresco! faccio un capisci? Ma non minchia un compagno! A voi non voglio, ma un compagno del Camposanto, già amate, non devo Allora volete me come compagna? Scansatelo signore, ma dai, ma manco su questo ultimo cristiano io penso che a parte basta che io ho forza. che va bene, io capo, una sola io! Arriva, non si parla, che manco si può parlare! Io parlo! Ah, finalmente potevo parlare. Non faccio di loro compare se aspettavo. Oggi avete dato una grande gioia. Sono contento perché fatti che stanno a sangue felici e innamorati come quando la pensi di me. E io ho godo quando vi decidi parole amorose come facevano io. Ma poi devo senza Giovanna. In questo momento mi guarda i coci Di quali coci? Che sapete di quali coci? Ah, i coci. Quando lo commuovo mi sento male, voleva dire, in questo momento che guarda dallo cielo. Io mi parlo lo tavolino, Dico sempre, parlo dolci a Mariannina, da mattina fino a sera. e io non mi addormisco senza prima dare il cimbasone a Leonardo. L'avete fatto? no, perché sulla lista non ci può mettere Sulla mattina, la figlia del più caro amico mio, che mi salvò la vita durante la guerra, oggi è la sposa dell'erede di mio diretto. c'ha la sigaretta, nonna! Nonna, la guido pistolato, faccio liscio! Ha questo minuto dannato e pieno di rimorsi se durante questo maritato a Mariannina. Benissimo zio, non può credere quanto ci sogno obbligata e riconoscente in queste parole che mi dica. Ed io sono più riconoscente di lei, perché sposandola Mariannina, io ho toccato il cielo con un dito. Che ci torna a costruire? No, ma non ci metto io, come
quando avessi maritata a Mariannina, l'avessi cancellato dall'albero ginecologico. Scusate, ma che c'è l'ostetrica? No, diceva ostetrica, vada a toccare. E manco io, che non era usmanato, non è chiamato ostetrica. E insomma, credetemi, mi ha rilasciato tutto gli affarenti. Ma zio, ma non avrei mai fatto una cosa del genere. Mai e poi mai, perché il mio Leonardo l'ho veduto sempre in tutto e per tutto. Ora dovete esaudire un nascosto desiderio del vostro vecchio zio. Guardate zio, siamo pronti ad accontentarvi qualunque cosa. Prima che torni la prossima estate, mi avete a fare un grande regalo. E quale? Faccia, qual è il Bello, reputato, maschio! Davanti a Dio e davanti agli uomini. Ma non la vita mia! No, dico, davanti a te ci passa il padre, io non ne devo perché? Ma vedi, caro zio. E ora basta, avanti, abbracciatevi. E che davanti alla vostra zio affondate. Se proprio ce lo ordini. Carissima Mariannina, vieni fra le mie braccia. Basta! Che basta! Ma che dici? Ma che cose mi scelta il male! Basta! Non tuttare queste vecchie cadette, capito? Basta! Guardate! Ah, vai! Io sogno Zio, lo dici apposta. Da solo perché ne passassi lo stesso! Ma uso su tu sciabolino! Ma niente, persone di servizio si azzuffano sempre per cose da niente, cose inutili. Ah, ne ha detto che c'è un spazio! Si chiama una piatta! Lasci questi ma le pomponini! La pazienza! Ormai sono digitato! La luna è apparsa dall'uccello e ognuno c'è il diritto al meritato riposo. Ah, finalmente potevo ir a riposare perché non ce la faccio più! Cari e amatissimi parumenti miei, dite il vostro amico, dite la cultare. Ah! Carissimo! Dai, ma che se ne la cultare? Au! Risposi! Au! Dove? A qua! No! A quando siete intronati? Anche una! Sì, Che dalle parole spazio infiniti! sì, assolutamente! Poi perché faccio le stesse domande? Perché io non lo permetto! Non lo permetto! Non lo permetto! E con quale diritto? Cazzo diritto calciare! Ma voi non sapete quel cazzo di... Io sogno un padre e che non mi pare che mentre la luna appare i picciotti se ne chiede a curcare perché caffona non potessero passare perché sa carafare se non cambiare Questo vostro militare
il valore non ci sto mundiale. Non vi tocca di parlare. Ho un guaio sempre invece di passare. I sentite una cosa, ma sera quando viene a comprare c'è sempre su schifo un capo. Ma no, zio, sono cose che capitano! Zio, o zie, voi ci avete ordinato di andare a letto ed io e Mariannina vi ubbidiremo come il nostro dovere, no? Come il nostro dovere, Mia adorata moglie, andiamo a letto allora. Secondo i desideri dello zio. Con permesso. Buonanotte. Che mi sputtava a mia moglie? Ma allora a questo punto vuol dire che siete banchieri e passati. Io sono più alzato! E a lei anche male di me. Ma la mia mi si dice Finalmente la rivede dopo la tempesta. Adesso, con calma e buono, andate a letto pure voi. In verità siete un buon uomo, ma un po' pazzesco. Scusa! Vieni qua! Torni casa nuova di Sciamà! Altro amore e arrubava su! Sai che fu un momento d'abbandono! Un momento d'abbandono! Tu non hai avuto che andare a casa! O te ne vai tu! O me ne vai io! Stavo facendo una pennichella pomeridiana, ma non si può. Tagliare il profilo alla sandata. Cavalare con il suo zio presidente. Sto giocando anche a strada sempre forte. Ma non così! Ma poi questo cambio scaccio non viene, non si sta capendo niente! Ma queste cose ti sono usato? Sinceramente sono stati. Vedi, facciamo una cosa, porti lì, lavi e poi vedremo come fai niente. Dai come le pagine. Non si può di più stare bene. E ma ci vuole un po' di più cose. Oggi come questo rock. Ma poi lo sai che ci sono questi mangi scacci montieri. Anzi, che potessimo fare tutte le cose. Allora c'era il sole. Il compatore, non potevo dare manco a basura. Ancora, di dura, sta prestazione. Ma che fai? Andare a passare i compagni? Ma ora basta per non studiare, eh? Senti, facciamo una cosa. Io dovrei studiare un scicco da spaghetti. E che ne sta adesso io solo. Sono bene, non te ne dà. E ti facciamo un bello discorso, come è che io sono? Io? A bestia, dai scialta. Ma eravamo abituati quando mi diventava bambino. Eppure però pensandoci. Forse però buono. Ah, che fa la valle, non dici niente. Senti, sono bene, li vedi e basta. Ma sai, ci ho detto posso vedere. Non lo sai scoprire. Io che faccio? Stai solo, parlo solo. Ti tu posso vedere regno. Ti te la posso vedere Raffaele. A come del cuscetto, non me ne Io mi scendo a sapere, ma questo vuole fare niente, se posso Raffaele, come te curti? ma questo è un automobile. Allora,
tanto, siamo con ben messo. Non corrite, che ho tempo la vita. Buonasera, signora Lucetta. Tante cose. Per esempio, ma come finivo? Ma come finivo chi? Appunto l'anatomia Marianina. Ma allora ci pensavo. Tutto Rolando e Marianina. Questa è una fissazione che non dirmela mai. Ma non so cose che ci appartengono. E poi certe cose non è buono fantasticare sopra i cristiani. Ma è una bandata, capisci che tu casetto. Per esempio, che vuole dire? Che Don Leonardo non sapeva permettere di ingannare un'anima lucente come a lei, un essere a così sensibile, che se lo vuole può avere ai suoi piedi uomini seri e basati, disposti a dare la vita per un dolce sorriso. Dai, che diventavo romantica a sta età. Non è mai troppo tardi. A me mi pare di sì. E sinissi prima che aver da bussola. Scusate, è che certe volte un cuore giovane è capace di tante belle sorprese. Mentre il cuore moscio e il giornetto arruggiato fanno sempre brutti scherzi. Sinissi. Ma io volevo dire... Sinissi che si da chi? Quando... Ma io volevo dire... Sinissi, si dice davanti a sinissi. Ma posso correre che mi ancora supplementare. Però si calmate. Si calmasse sinissi. Tira a casa per fare un attimo. Piccolo. Un attimo di cosa niente, da magari... E a voi ne erano fatto una visita. Va bene. Raga vicina, io ci hai parlato tante volte, ma non ci posso fare niente. Ah, ma questa dura. No, tu sei d'altronde mi sta sputare. Ma quando mai? Lui ha la sua filosofia, anche fuori dall'ordinario. Viene a testa, dura, come un mago. Io non ci posso fare niente. Ma che tirissi? Allora, io prima rispondo, questa facendo, andrà con pettia. Tu, io mi dici, mangi, vieni, che te ne fotte dall'umanità? Pettia, c'è finita. Gamba, io come ora morto. Ora addirittura se pensavo, ma che differenza ti esterna? Per favore, cerca di calmarlo. Almeno fino a quando c'è un zio, perché Ma io non ne vuole sapere, è troppo raggiato, troppo La moglie segretaria! E se mi sentono consumo! Cara Scrivanelli, volesse capire che ci capo certe volte a Don Pasqualino. Si agita troppo, non mi convince e non riesco mai a capirlo. In verità non lo capisco nemmeno io. Ci volesse una persona che la conosci buona, una persona a lui vicino. Come potessi essere? Ah, ho trovato Filippino, che dove mangia sempre. Filippino! Arrivo, non mi riesco, vedi? Filippino in confidenza, volesse affillare un perché di tante mani che ci chiamano a Don Pasqualino, mi capisci? Certe cose non si nessuna più. Don Pasqualino soffre di scompensa. Sì, di scompensa in che livello? Pazzo! Quasi! Madonna tutti razzi! Ma anche te ne impazzo in casa! Mi stai iniziando tutta pelatura! E io intanto come chiudo da messaggio che fosse sicuro, Scrivanelli, mi raccomando, da domani pensi a fare vela! O esci tu, o esci tu! A Morelli Filippino accompagno! Sì, subito lo prendo. E Scrivanelli mi raccomando, più tardi portami i cocci! E non disputarsi i bocci. I cocci del segretino fanno porci, non mi senti! No! Porto su botaglia a fuoco! Dovete entrare di produrre. Ma che bella sto punto a voi, quasi chiedo lì! E dico, dove andate di impuneanti? A che volete da voi un anello di ambuliano? Certo, ma lo sai che sono io. Io sono la
ragioniera Cirina Grasso Scrivanelli, nonché la segretaria di Don Francesco Scrivetti. E io sapete che vi dico? C'è Scrivanetti e Scrivanetti. C'è Scrivani e Scrivania. Non ho visto la pinna mia. La caputo o no? Quella su la caputo. Sì, lo so, ma io sono la segretaria. Ha detto la scrivania sul casato di vostra zia. Ma può essere la tu caputo o no? Davvero quella su la tu caputo quella su Come non ti devo una tua voce? Senti, devi trovare la mia, io la Ma che succede? Che compare? Ragioniere Scrivanetti. Se può sapere che comanare. Senti Leonardo, che mi sta scrivendo avanti. Tu stai dicendo, ha vinto, gli hanno appuntato, boom, a così. Mamma deve chi sarà Ragioniere Scrivanetti, sapete o no che mio zio ama il silenzio e odia profondamente quando sente il rumore scruscio? Come no? E allora vi prego, ritiratevi nei vostri alloggi. Va bene, io chiudo tutto, ma gli occhi li tengo ben aperti. Oggi denare, Pasqualino, Pasqualino, facciamo anche la fatica. E faceva tornare magari la ragioniera di benzino. Senti Leonardo, ascoltami, perché io non ce la faccio più, lo capire? Non ce la faccio più questa con me. Io non posso vendicare l'abbraccio di mia moglie, che sono tutto vecchio tagliato, perché ho guardato male. Io... mi si giorna che si minasci dentro, capisci che si giorna che si dentro, non ce la faccio più. Oh, tu fai palleggio! Ma che vuoi rovinare? No, non ti voglio rovinare, ma così siete voi che state rovinando a mia. Però lei ci sarà voce, eh? Tu mai lo capisci? Pasqualino, ma che sono tutti sti voci? Poi alle mie culture che li si spiegano. Aspetta! Ora ci seguo, prima è a parlare con Leonardo. Tutto procede bene. Ma lei mi sono già capriccia, tranquillo. Senti Leonardo, era a sapere chi sta chiede mucchieri. Vuoi capire che chi sta mucchieri o no? Lo faccio, No, che non lo sai! Ha voluto fare che è un in una cooperativa! I patti nostri! Sì, così, qua viene! Io voglio stare sempre vicino alla mia Mariannina! Ma un quadro! Ma perché? Un statua? Disgraziato! Ma come vuoi dire? Fino all'altura, seduta a tavola! Io a capo a tavola! E in altre chilometri di distanza, che io la cercavo come, ma non ce la era come ti sta, allora, e da scrivania dal fiera, cucina, stava suonando, che io cercavo, Aida, mi potevo mangiare, e si calava tutti così, a volte, un cuscino, stavo su parte paliero, che cazzo mi hai chiesto lì? A circonferenza! Io ho pure! A un era scopulo sul cuscino, a un era! De Pasqualino, dai! Abbiamo bisogno tutti di calmare! Calmiamoli, tanti che ora ne calmiamo! E siamo tutti tranquilli, pure in casa! Ma che cosa è da buone? Ma che non si scordò un ok, la bottiglia è fatta, non penso! Pure sgraziato! Ma che Bisogna vedere la calmata, calmati! io allora un cucino permettiti, ne approfitto! E approfitta! E intanto avevo ragione, povero Pasqualino. Però pensate alla nostra posizione. Avete un po' di pazienza. Scusate, Leonardo, ma io posso capire, sapete quando soffrire a venire a Mariannina appiccicata al dedo pranza? Magari io ho soffrito, tutti pari. Come? Cosa sentono le mie meravigliose orecchie? Un caso frutto ma pare tu. Ma allora per caso che fosse? Gelosa di Leonardo so?
panna e facciamo quello scorsottato. Porca miseria, se questo non è amore, io sono Napoleone Bonaparte. Che mi dici sto ora per le scale? Non si fa tutto mio, tutto quello che io voleva. Ora ragazzi, mi mia porta a banda, domani meglio di noi Giovannino, perché da Inza c'è caldo. E io sono assai, tu sai, mi mia porta a Inza, domani meglio che stavo fresco. Domani. Ce la sto giorno non vedo di famare. E io vorrei dire che la mia mattina adesso siamo abbracciate, briachi, e con te, La casa del compare, si sono imbrogliate le carte. Don Francesco, venite! Ma chi vuoi? Ma lo spieghi che so perché lo sono! Vostro nipote Leonardo se la intende con la governante. Caspita! E c'è di più, forse Don Pasqualino se n'è scappato con Don Mariannino. Sì signore! Tradimento! Leonardo, Filippino, venite, guardate! Ma che succede? Venite, insegniamoli, siamo ancora in tempo! Ma solo se per io! Sì, e tu scusi, senti poi io! Ma senti fuori io, ma come? Senti fuori i montieri! Allora scappo! E finita scappo, lo faccio io che tu che ci faccio! No, Leonardo, non ti compromettere! No, me la stai zio, me la stai! Va bene, te lascio! Però ricordati che Capo Marcano si conosce quando vai in tempesta! Facci, ma con calma! Sempre per ubbidirvi, con calma! E abbiamo fermato in tempo! Perdonatemi, zio. È brava la signora Mariannina! Ti volevi fare la passata notturna quanto teniamo male? Ma io? Ma secondo! Non ci sono che tengono, sei vera! Sì signore, tipografa! Perché è stampato il marchio dello stesonore nella casa dell'importato nipote! Oh, se ne renderà conto! E come se me ne renderà conto? E tu non parlare per tu spicchio il nome dei nipoti! Ma dico io sposino fresco e con la grazia di Dio ti rendissi che cammarera! Vergognati! E tu, Mariannina, chiedi perdono al tuo marito e giura che non lo farai più! Vita sorella! Finta suora Angelica! E faccia il marmuzza sbugiata! Come io tu! Hai macchiato l'onore di mio cognato! Adesso inginocchiati e chiedi perdono al tuo console! Ma come? Come si può perdonare una donna che è scappata di casa? Come? Tocca paneggiarci! Scusami per il peso di mio sangue! E perdonami per tutto il male che ti ho fatto! Spingiamo le vittime se No! È troppo tardi! Non posso perdonarti! Lo so, ma nemmeno
tanto perdono, lo sai che poi mi sento male. Mi piace. Io la perdono, però il signor compare mi deve conto che soddisfazione. Oh compare, però vedi, vuole zii. Vero zio, devo andare fuori dalla mia casa e non passare manco da strada. È buona magari questa signorina, tu mi capisci? Questo è un ordine, una condizione! Dice in zia lavora su 2 piedi, sta lavorando! Sì, oh va bene. Lucetta, ricordati i baratelli di Vincenzo, perché tu sei la mia rovina, tu sei la mia strega. Fuori dalla mia casa, fuori, subito, fuori! Ti aspetto, aspetta. E tu, Mariannina, dolente, con punto e ritirati nella tua stanza. Certo, nobilezia. Zii, zii, mi sono comportato bene. Veramente tanto contento un ranzugno e la prossima volta ne imparo altro. No, zio, cercherò sempre di conservarmi casto e morigerato. A te ne hai degli subetaggi. Grazie. E tu, pezzo di fissa, non ci picchiasse manco un pelo di tua pace. E tu sì che ero più forte e intelligente amico mio. Ma com'è che non capisci di dove viene un cioccolato bruciato? Tu mangi sempre il tuo bandito come le avante, no? Ma io che ne potevo sapere? Ma solo, chi da questa faccia scelta? Senza stare. Ma cucui, cosa? Ma io così comincio a rubare, che faccio canivaia? Tu mi spieghi io che fai? E tu che fai? Mangia, vero? Ma io non posso! Un dottore benissimo, mi raccomando, don Francesco, scegliete un posto calmo e tranquillo, più tranquillo di qua. Speriamo che Sollevando non ci ripensi. Cara Scrivanelli, in queste occasioni bisogna avere polso fermo e cuore caldo. Comunque vi siete comportato con grande intuito, manco il capitano nel mio giornata. Io penso che il compare non la strada basta più. Compare. A me mi fa ridere il signor compare Don Pasqualino. Oh, perché non cosa così? Signore! E ora, quando tornatemi subito a Mariannina, capisci il bacio tutto ora! A saluto a capo se succede il bacello, capisci? È pazzo, aveva ragione lui. Io sono più pazzo! Ah sì! Ora sai che ti dico? Che ora faccio un passo per davvero! Tornate per Raffaele! Un signore mi manna! Ascolti! Guarda! Ce vuoi dire tu? Essere un uomo di testa del giunzo! Vuoi che è? La signora Mariannina! Ce vuoi dire per paura? Non hai capito che stai scena l'altra volta. Signori, non vi dovete preoccupare. Don Pasqualino pare non un buono, ma è tutto pazzo! Pasqualino, ma che sta succedendo? Grazie! Tu altro mi potete aiutare! Ci volete dire essere questi del giunzo? Per favore! Quella signora Mariannina che è mia moglie! Le dice
scirro, per favore. Anche questa cosa è da normativa. Scusate, poverino ha la fissazione, fatto, dovete provare. Ma dai pure! Ma che scherzate di vuoi cercare? Ma io vengo a comprare una briscola e non la state Ah, briscola, questo è più importante della briscola, ascoltate. Solo voi potete farlo. Per favore, ci vuole venire a buono. A sti loro poveri sciavoliti. Come la signora Mariannina, giuriti che è mia moglie. Giuriti. Ma perché ci sono dubbi? Dimmi quel dubbio. Troppi! Ma non mi chiamo un pazzo, ma non mi chiamo. No, ma no, che c'entra? Voi infatti siete guauci, eh? Perché Mariannina è sempre stata la moglie di Don Pasqualino. E Don Leonardo? E Don Leonardo è stato il marito della signora Lucetta, sempre. Di Mariannina? No, di Lucetta. Ma allora Lucetta è il governante. Che governanti! Lucetta è sempre stata la moglie di Don Leonardo. E in qualità di notaro lo posso affermare e attestare. Se volete ci metto magari il bollo. Allora, che stai facendo di Leonardo? Leonardo, San Cursano, mi Dio, non giucca! A tu mandare perdono per l'offesa che ci pigli, Dio! Attuazzi a queste cose! Andiamo a chiudere giù! Il segreto! Zitti voi, nervi inclinati! Dio, ma perché? Perché mi volete rovinare? Perché? Oh, basta! Basta! Zitti, basta! Basta! Ora basta! Ora e tu, cretino! Cadusati! Mandalo a due paesi! A sciupratino! Che fai? Ti entra fuori a casa! Non ti nulla più a mangiare! E non ti preoccupare! Che ti ospito io! Ti entra sicuro che un pezzo di pane a casa non ti faccio mangiare! Che fai? Ti entra fuori! Sì, ti entra fuori, però! Ricordati, quando ti nascono i picciriti, i cresco io e i mattino io, e giuro io, quella era un gran vedente del suo zio, solo che americano, attaccata alle sorti, che hai dato fuori alla casa a solo puti. Perché? Perché tu sei maritato a una femmina piuttosto che l'altra? E ora forza, scusati, abusati e leonini! No, aspettate un momento! Ma facetemi capire, ma allora Lucetta è quella! Ma Lucetta è mia cugina carnale. Siamo figli di frate e frate, unico sangue dello stesso sangue. Gli è faccendata sangue! Non vedi la spiegazione! Ora, cazzo, che avete sentito tutto cosa a San Geli, non fate più qui! Non faremo la discussione! No, aspettate un momento, non può essere maledetto di me foto che è nella tomba! Leonardo Lucetta, venite in caldo con suo zio! Hai un caputo che andrà sta vita, dove amore innanzi a carta e innanzi vita. E i soldi, terreni e titoli non vanno la felicità di uno. Vi perdono e vi prego di perdonare sto vecchio sciolo per vostro zio. Finalmente sapete che noi sposiamo! Complimenti, ma l'avete perquisito? Perquisito. Armato? Armatissimo. Ma diceva Che fu? ci dicevo, notare che ero contenta. Sì, ma io sono contento perché ne maritavo! Ora che ho venuto io, sono mi mettete, voleva dire solo una cosa. E voleva dire una cosa? Non scordate. Non scordate.
potevo magari lavare male, ma già non ho magari C'è un po' chi fa. magari chissà. Però, devi dire una cosa. Che c'è fatto così? C'era in sta sala E dove? Caterina andava facile. Amici! Sì, Ma sì. dove Come lo so? Dai un bacino! Sì. Tu che sei dove lo sposo, ma c'è questa smata non ti racconta nulla! Ah no, non dire di aiuto, vero? La verità è solo una. Sì, e fuori! Che sei felici e contenti, volete campare. E soprattutto una vita non volete avere per un chiamere, ascoltate a noi, non vi fidate mai dei poverici! Brescia Mugelli! Allora, so che è tardi, ma dobbiamo per forza fare dei ringraziamenti e ringraziare tutti questi ragazzi che sono stati qui con noi. Il primo ringraziamento lo diamo a una ragazza che ha cominciato con noi questo percorso, purtroppo a metà del percorso ha avuto un lutto in famiglia, quindi la ringraziamo uguale perché oggi non è con noi, non è potuta venire, quindi un applauso lo facciamo a Grazia, che la ricordiamo ugualmente. Dopo di lei voglio ringraziare coloro che hanno partecipato, quindi prima chi sta dietro le quinte. Voi vedete noi recitare, ma ci sono i suoi genitori che ci fanno impazzire, che noi facciamo impazzire e che loro a loro volta ci hanno anche aiutato. Quindi un ringraziamento e un applauso lo voglio per Claudia, Erika e Valeria. Un applauso. Un ulteriore ringraziamento a chi per motivi di lavoro non ha partecipato quest'anno alla commedia vera e propria, ma ci teneva ad essere con noi perché fa parte del nostro gruppo, ci ha dato la sua voce per la presentazione. Un applauso lo facciamo anche a Ivan, dov'è? Ivan Di Pazzi, e ora vi voglio ringraziare uno per uno questi ragazzi. Stavolta voglio iniziare al contrario, di solito si inizia alla fine, voglio iniziare il primo, il protagonista, colui che senza di lui si è tirato più di 3/4 di commedia, senza di lui non poteva andare avanti nulla. Alle prove, se mancava lui, non poteva provare nessuno, ovvero Ambrogio, Sandro! Un applauso, poi un altro applauso lo chiedo forte per due new entry di quest'anno. Il primo, un ragazzo timido che non voleva recitare, ma in maniera molto garbata, delicata l'abbiamo minacciato. Quindi un applauso a Don Raffaele, a Luca! L'altro Alimenti, e ti voglio un applauso doppio, non solo perché è un Alimenti, non solo perché è una donna, ma perché è una neo maggiorenne da qualche giorno. Un applauso a Graziella, la nostra Miriam! L'ho vista presa. Poi un ringraziamento lo voglio fare a, non è una new entry, è una persona che ormai è abituata al nostro palcoscenico, al notaio, ovvero Roberta Spinella, quest'anno marzo, che ha curato anche trucco e parrucco, quindi anche a lei grazie anche per questo. L'altra figura, abbiamo la segretaria Maruccia, la segretaria Stimanelli. Poi abbiamo lo zio, l'americano, Carmelo. Poi abbiamo il notturno. Filippino. Le due donne che ci hanno accompagnato, la benata famiglia Alberto, Graziana e Tonia. La situazione nella parte di Leonardo anche al calore.
Don Pasqualino Paolo Vinci. Diciamo sì, prima della foto volevamo invitare qui colui che ci ha permesso anche quest'anno di fare questa bella serata. Abbiamo iniziato nel 95 con, molti noi lo conoscevano, Don Alfio Conti, a cui va un applauso. Grazie a Paolo Conti. Il secondo applauso lo voglio fare per noi in maniera particolare perché ci ha cresciuto a tutti noi. Doveva essere qui stasera ma non stava benissimo, quindi non è potuto essere per noi. A colui che ci ha permesso di continuare dal 2000 fino al 2020 questo percorso, ovvero un applauso a Naucio Parrino, Padre Minazzo. Siamo molto legati e infine, se lo diciamo sul palco, invitiamo a Padre Longo da sotto, in quanto Parrino un ringraziamento, e Parrino ci bacio del certo tempo. Quello che ci ha ancora accolto un ringraziamento. Grazie innanzitutto a tutti voi che avete avuto questa pazienza e anche bella soddisfazione nello scoprire doti che io non conoscevo. Questa è anche una parte delle sorprese che San Filippo mi ha riservato e che ne godo assieme con voi. E ancora questo è l'inizio delle gioie e quindi veramente sono contento e commosso nello stesso tempo, grazie alla memoria di Padre Conti e Padre Gaetano Palazzo che mi ha incoraggiato. Solo una nota dolente, quella del Covid, che ha in un certo senso bloccato, ma noi siamo di buona volontà e io vi auguro che questa compagnia teatrale possa passare anche il testimone ai ragazzi, ai giovani, ai ragazzi che sono qui presenti. Senza essere attori hanno fatto veramente spettacolo e non è stato un lavoro, è stato un capolavoro. Grazie. L'ultima cosa che non ci fermiamo qui, possiamo crescere ancora, perché queste cose successe nello scorso secolo, oggi chiunque presta la moglie. Quindi valorizziamo il matrimonio, perché alla fine è stato quello che ha trionfato. Dopo tante scaramucce, il messaggio è che i due sono fatti l'uno per l'altro. Dopo tutte le storie, dopo tutte le ricchezze, dopo tutte le cose successe, questo è stato il nucleo che ha portato a compimento tutto il lavoro che avete preparato. Complimenti e ad Alziona, a cose ancora più alte. Grazie. Non ho ringraziato Padre Nicola che ci ha ospitato, lo ringrazio io, quindi un grazie anche a chi ci ha dato i locali che oggi non è qui per gli impegni parrocchiali. Solo alcune informazioni di servizio per permettere che la serata vada a completi bene. Vi chiedo adesso ciascuno di aiutarci. Mettiamo le sedie, un po' di sedie di lato, cerchiamo di accavallarle. Faremo qui una sorta di binario, quindi di labirinto, dove verranno distribuite le tavole calde. State tranquilli perché ci sono per tutti. Quindi si entrerà da un lato, faremo un percorso e da questo lato si uscirà. Vedrete che ci saranno alcuni, esattamente 6 persone che hanno 3 pezzi uguali di tavole calde. Non stiamo facendo nessun favoritismo. Hanno delle allergie, hanno dei problemi, ce l'hanno detto prima, ci abbiamo pensato prima, ma non chiedeteci non mi piace questo, non mi piace quello. Ve lo chiediamo per favore.
Quei 6 che vedrete solo perché hanno delle allergie. Se qualcun altro ce le ha ma non ce l'ha comunicato, ci dispiace, sono pezzi giusti per tutti. In fondo lì sul lato sinistro metteremo il tavolo con le bevande, anche lì non chiedete, siamo in 10, prendiamo la bottiglia, vi chiediamo anche questo, non ci mettete in difficoltà, andiamo lì, beviamo, lasciamo il bicchiere, se possiamo lo utilizziamo uno solo, altrimenti non ci bastano. Ai piccoli vi chiedo, nei limiti del possibile, durante la serata, adesso balleremo, un ringraziamento a Piero che animerà la nostra serata, vi chiedo se è possibile di non utilizzare coriandoli, al massimo stelle filanti, ve lo chiedo per favore, domani noi siamo qui a pulire tutto il giorno, quindi anche in questo veniteci incontro. Detto ciò, penso di aver detto tutto, ho dimenticato qualcosa? Ok? Foto, padrino, grazie, una foto di gruppo, poi un attimino aspettate, concedete, sì, un'ultima cosa. La serata continua nella gioia e anche nella fraternità. Io per motivi diversi devo ritirarmi, però mi preme dirvi che mercoledì entra il tempo della Quaresima. In parrocchia ci sarà alle 16:30 l'imposizione delle ceneri con i ragazzi del catechismo. Chi non può venire in altri orari approfitti di quel momento. Poi alle 17:15 sarò allo Spirito Santo per la stessa celebrazione, inizio quaresimale. La terza celebrazione in parrocchia, ma con lo spostamento delle ore, anziché 18:15. Appena termino dallo Spirito Santo salgo a San Filippo per celebrare l'Eucarestia e imposizione delle ceneri. Io vi saluto, grazie, voi continuate.